Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Ecco, abbiamo conquistato la nostra bella città Musashi con il nostro Frosty the Snowman, il nostro generale. Eccolo qui ragazzi, è stato grandioso in questa battaglia, siamo riusciti a vincerla con molta facilità e sfruttando anche il vantaggio della stagione invernale siamo riusciti a causare degli imprevisti all'interno delle truppe nemiche che stanno subendo un logoramento abbastanza accentuato. Allora, abbiamo bisogno di nuove truppe per rinfoltire il nostro esercito, quindi per eventuali attacchi del nostro nemico reclutiamo diverse truppe all'interno della nostra CAI e ovviamente all'interno della nostra nuova città che abbiamo appena conquistato ripariamo la nostra grande cittadella. Guardate un po', adesso guadagneremo ben 1442, questa provincia è davvero molto importante, abbiamo tantissimi, ma tantissimi introiti provenienti ovviamente dal commercio con le altre città, provenienti dall'agricoltura della nostra cittadina, anche le tasse ci conferiscono diversi guadagni. Guardate un po', 2391 Yang da questa bellissima provincia. Abbiamo anche diversi fattori che incrementano la stabilità all'interno della nostra provincia, come per esempio le forze stazionate, il castello, gli edifici e lo sviluppo del clan. Invece come fattori contrari abbiamo la modernizzazione che non sta bene alla popolazione, la devastazione della città, ci credo, anche se qualcuno venisse da me mi distruggerebbe la casa, tutto quello che mi è caro, mi arrabbierei di brutto. E ovviamente anche la resistenza agli invasori sempre crea qualche scompiglio all'interno della nostra città. Allora, qua abbiamo degli eserciti stazionati che stanno pensando cosa fare e lo vedremo nella prossima fase dell'inverno. Guardate un po' ragazzi, mentre stavamo attraversando questo fitto inverno è arrivato il diplomatico degli Josai e ci ha richiesto un bel accordo commerciale e ovviamente una bella alleanza militare. Questo clan è alleato anche con i nostri Aizu e quindi potrebbe fornirci un solito aiuto per eventuali nemici. Come potete vedere esporta il rame e anche l'incenso e potremmo acquistarli normalmente. Quindi io direi di accettare questa bella offerta. Grandioso. Eccellente. La vostra saggezza porta onore al vostro Perfetto, adesso clan. abbiamo due ben alleati da tenerci molto stretti in modo tale da consolidare il nostro impero. Ok ragazzi, siamo riusciti a scoprire una nuova tecnologia, ce l'abbiamo fatta scoprire l'apprendistato in amministrazione, utilissimo per migliorare le nostre finanze. Adesso continueremo verso la sede consolare che darà un più 1 alla modernizzazione e 10 alle relazioni diplomatiche. Allora, come potete vedere ho assoldato diverse unità, ecco qui abbiamo dei kaki con katana e adesso l'esercito nemico che si ritrova sul fronte vicino al palo del telegrafo, eccolo qui, sta minacciando il nostro esercito e adesso vediamo se possiamo sbarazzarci di esso facendo una bella battaglia. Vediamo un po', la nostra città può rimanere senza alcun uomo poiché il morale è abbastanza stabile e diamo il via a questa nuova battaglia. Come potete vedere il nostro Frosty the Snowman combatte d'inverno, tutte le battaglie che abbiamo fatto sono avvenute d'inverno. Ecco qua la nostra battaglia ragazzi, questa battaglia è già molto più equilibrata delle battaglie precedenti. Vediamo un po', avverrà nella provincia di Musashi all'interno di queste pianure, 1204 uomini contro ben 2250 uomini circa. Le sue unità sono stremate dal freddo, quindi contro questo clan Edo vediamo di giocarci una bella partita. Benvenuti ragazzi sull'altopiano del Musashi. Oggi le previsioni portano neve, le unità necessitano di più tempo per riposarsi quando sono ferme, come potete vedere. Possiamo attendere un altro giorno per vedere un po' cosa portano le previsioni. Perfetto, secco. Possiamo iniziare il nostro. Allora, vediamo un po' come possiamo posizionare il nostro esercito, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, l'avversario ha diverse unità di cavalleria, quindi posizioniamo le nostre unità di fucilieri, ovviamente, tutte le nostre unità fanteria di leva, i nostri contadini che abbiamo scomodato dalla loro bella casetta, li abbiamo portati qui sull'alto piano del Musashi a far il sederino a questi Edo che hanno rotto le scatole. Vediamo un po', ecco, mettiamo questa bella formazione in modalità lineare. Ecco i nostri kaki cogliari che saranno fondamentali per la vittoria perché il nemico dispone di tantissima cavalleria e noi non avendo cavalleria disponiamo solo del nostro Frosty the Snowman e del nostro Pinocchio con questo cappellino. Vediamo se possiamo fare a pezzi il nostro nemico. Allora, vediamo un po', perfetto, l'esercito è sistemato in maniera adeguata, possiamo iniziare la nostra battaglia. Generale, signore, mostrategli come combattono i veri uomini. Sì, sì, mostreremo tutto e di più.
Andiamo avanti con il nostro bel esercito, ragazzi. Muoviamolo in formazione, anzi muoviamolo in linea. Diamo un'occhiata alle unità del nemico. Allora, ha in prima linea della fanteria di leva dei fucilieri, molto bene. Abbiamo molti più fucilieri del nostro nemico, anche dei cachi cognari, perfetto. Siamo in vantaggio per quanto riguarda le unità da tiro. Dobbiamo sfruttare questa sorta di pendio. Vediamo se il nemico si avvicina in questo periodo che noi stiamo avanzando. Intanto, dando un'occhiata alle unità del nemico, ha dei Kikoyari, 3 cavallerie. Bene, non ci sono unità efficaci contro la fanteria, quindi questo è un bene. E vediamo un po', continuiamo ad avanzare con il nostro esercitone. Questi alberi sono utilissimi per coprire le nostre truppe, infatti alcune sono nascoste. Guardate ragazzi, il nostro esercito di rinforzo, le nostre katane che sono arrivate adesso saranno utili per una sorta di... Bene ragazzi, abbiamo fatto fare ai nostri uomini un bel po' di strada, ci ritroviamo quasi allo scontro diretto a fuoco con il nostro nemico. Avanziamo ancora un po' perché il nostro nemico rimane imbambolato, quando viene attaccato non avanza di un centimetro. Avanti, tanto le nostre katane ancora sono laggiù, le stiamo facendo avvicinare, facciamole arrivare qui immediatamente. Ecco, il nemico si sta avvicinando ragazzi, pronti al fuoco. Mac ready, fire! Avanti ragazzi, eccoli, eccoli. La fanteria di leva, guardate come cade giù ragazzi. Forza, 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 forza. Dannazione, hanno preso il nostro generale. Continuate a far fuoco ragazzi, siete di più. Intanto qua abbiamo delle unità, possiamo farle avanzare con la cavalleria. Vediamo un po', ok, stanno continuando a far fuoco. Bene, 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 andiamo avanti con i lancieri. Nel caso la cavalleria ci attacchi. Bene, correte, correte. Sparate alla cavalleria. Dai, 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 vediamo un po' come sta andando. Combattenti in parità, combattenti in grande svantaggio, molto bene. Forza, 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 forza. Continuate i lancieri in avanti. Copriamo i nostri uomini. Avanti, quanto dovete salire? Vediamo. Perfetto, sono arrivati in posizione, forza, correte. Avanti, 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 fate fuoco sulla cavalleria. Perfetto, intanto le nostre truppe se la stanno cavando molto bene. Avanti, 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 lancieri qui. Perfetto. Fate fuoco, distruggete questi Kikoyari maledetti. Vediamo. Dai, dai, dai. Vediamo un po' quanti cavalli hanno fatto fuori. Diversi cavalli. Bene, bene, stanno arrivando anche le katane ragazzi. Facciamole correre adesso. Ecco, ecco, ecco che fanno fuoco. Molto bene, ma molto bene. Allarghiamo la formazione in modo da far sparare più uomini. Anche la formazione. Eccoli, 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 eccoli. Torniamo indietro, torniamo. Eccoli nella trappola ragazzi. Trappolona, trappolona. Ingannati, ingannati. Ecco, prendiamo un'altra unità per dare una mano. Scusate. Ok, i nostri uomini stanno continuando a far fuoco. Attacchiamoli anche da questo lato. Ok, ecco le nostre katane ragazzi. Mettiamo in posizione difensiva. Ecco la cavalleria. Mandiamo avanti i nostri uomini. Mandiamoli avanti. Forza che ce la fate, ce la fate. Ce la fate. Avanti che li prendono. Perfetto, perfetto, perfetto. Fate fuoco su questa cavalleria. Uscite da questo lato. Avanti, avanti. Qua abbiamo altri lancieri. Il nostro generale sarà utile nell'aiuto, che mandiamo anche le nostre katane all'attacco. Continuate i fucilieri a far fuoco. Perfetto, qua ci sono altri lancieri. Attiviamo la nostra abilità chiamata raccolta, anche se non ce n'è più bisogno. Però vediamo un po', stiamo sempre sul sicuro. Ecco i nostri lancieri, abbiamo altri fucilieri, facciamo fuoco. Guardate un po' ragazzi, altra cavalleria in arrivo. Facciamo fuoco, facciamo fuoco. Andiamo un po', prendiamo una bella unità di lancieri che si ritrova qui. Andiamo contro questa cavalleria, il generale sempre vicino alle truppe per incoraggiarle. Ecco le nostre katane che si stanno avvicinando. Andate, andate ragazzi che ce la fate. Ed ecco ragazzi, il nostro Frosty the Snowman ha colto un'altra importante vittoria contro il nemico che fugge errante nel campo di battaglia. Cerchiamo di far fuori più truppe possibili. Ecco ragazzi la nostra scheda. Abbiamo ucciso ben 705 nemici. Le nostre truppe hanno guadagnato un buon potenziale.
se la sono davvero cavata molto bene, abbiamo spaventato i nostri nemici, adesso le nostre katane ci sono servite solo da conforto, possiamo anche concludere questa stagione, vediamo un po' come andrà nei mesi successivi. Allora ragazzi, vediamo un po', all'interno della nostra città possiamo reclutare diverse unità perché è davvero molto avanzata come città, questa nuova Musashi che abbiamo conquistato. Allora, reclutiamo due belle unità di cavalleria, ovviamente seguite anche da alcune unità di fanteria di leva, ok, possiamo reclutarle. E adesso mandiamo i nostri samurai con katana in posizione quindi difensiva davanti al fiume, con le nostre ultime unità vediamo se possiamo distruggere il nostro nemico. Ecco, si ritrova sempre in modalità logoramento e nel momento in cui lo distruggeremo, maledizione, con questo inverno non riusciamo a muoverci molto velocemente, è anche molto realistico da questo punto di vista. Vediamo se riusciamo a conquistare la nostra Shimotsuke, un'altra città. Intanto vediamo quante città abbiamo conquistato ragazzi, 4 su 14, bene, ci dobbiamo dare un po' da fare, ci espanderemo sul lato ovest, visto che dal lato est siamo circondati da alleati. Il caro Icarus, abbiamo un bel ragazzone a Nagasaki, due membri dell'equipaggio della HMS Icarus, una nave britannica ormeggiata in uno dei nostri porti commerciali, sono stati uccisi da attivisti antistranieri. I britannici stanno chiedendo un risarcimento danni. Allora, non far niente, non possiamo essere considerati responsabili delle conseguenze delle indiscrezioni straniere, indipendentemente dalla loro gravità. Oppure non possiamo permetterci di danneggiare le relazioni con l'Occidente a causa di un manipolo di assassini. Pagheremo i danni e ci assicureremo che i colpevoli saranno puniti. Vediamo un po', meno 2000 la tesoreria ragazzi, però 2000 Yang fanno, non facciamo niente, lasciamo perdere i britannici, non siamo stati sicuramente noi a fare a pezzi quegli uomini. Adesso vediamo un po' la nostra geisha, eccola qui, ha finito di esplorare perché adesso troveremo sempre montagne, ovviamente anche i nostri alleati. Vediamo se riusciamo a distrarre questo esercito con la sua bellezza, col suo fascino da cadavere, eccolo qui. Distraiamo il nostro esercito al costo di 645. Avanti ragazzone, guardate che siamo belli col ventaglio. Esercito nemico distratto, perfetto. Adesso tu stronzo rimarrai sul ponte finché non te lo dirò io. Anzi, finché non te lo dirà la nostra geisha, che è aumentata di livello. Vediamo un po', aumentiamo la sua bellezza, coloriamolo un po' in faccia perché altrimenti farà spaventare i nemici. Ausiliaria, più uno al fascino nel distrarre le guarnigioni e intrattenere i nobili. Perfetto, quello che ci interessa. E come servitore vediamo un po' sapone francese, ecco, rendiamola più pulita così il suo odore sarà gradevole. Oppure danna, più 5 alle probabilità di fuga in un seguito all'insuccesso, più 5 alle probabilità di fuga dagli agenti nemici. Invece il sapone, più 1 al fascino nell'incantare nemici. Utilizziamo il nostro bel sapone francese per renderla affascinante, in modo tale da fare a pezzi questo esercito con il nostro grande Frosted Snowman. Intanto la nostra katana portiamola sempre avanti perché prima o poi dobbiamo conquistare anche questa nostra Tokiji. Allora, le nostre unità di cavalleria saranno pronte, intanto diamo un'occhiata a cosa possiamo costruire. Il distretto finanziario mi sa molto di ricchezza, 1260 la ricchezza derivante dal commercio, 1 alla felicità, 4 per turno alla crescita di questa città. Bene, dobbiamo avere però molte monete per far ciò. Allora, vediamo un po', entriamo all'interno della nostra città principale, Chico, controlliamo, quindi costruiamo il nostro porto in modo tale da assicurarci una flotta magnifica, in modo tale da garantire il controllo sui mari, perché ovviamente quando andremo ad attaccare le isole, come per esempio la nostra Sado, ci serviranno le navi per offrire supporto, ma anche quando dovremo effettuare dei grandi spostamenti. Allora, vediamo un po', sì, perfetto. Nei gameplay successivi andremo ad attaccare il nostro ragazzone fermo sul ponte e ovviamente conquisteremo la nostra città Tokiji. Da qui è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!